Buongiorno ragazzi, come potete vedere anche oggi tempo perfetto proprio, caldo esagerato pure oggi come ieri, quindi quando dico secondo me qua andremo a mare veramente, secondo me sotto sotto forse non sto scherzando proprio, come potete vedere ragazzi proprio il sole batte proprio forte, quindi non ne vogliamo proprio sapere, qua il tempo è perfettissimo. Il sole è proprio, diciamo, molto caldo addosso, quando ti tocca si sente proprio addosso, non è quel sole tiepido, no, no. Se qua ti metti mezz'ora col braccio così, secondo me ti fai la bronzatura completa qua. Dove sta? Eccolo qua il nostro amico sole. Proprio una giornata ragazzi, proprio bellissima. Il mare si vede, non si vede tanto bene da qua, eccolo qua. C'è un po' di tipo nebbia, quindi non si riesce a distinguere bene. Ecco qua una nave, si vede la nave qua, eccolo qui. Ah sì, sì, ecco la nave con lo zoom così, no? L'ambulanza che qua arriva ogni volta, ci sta sempre un'ambulanza che corre qua. Mi pare la sagra dell'ambulanza, ogni volta che faccio una diretta qualcuno dice Giuseppe ma sta passando l'ambulanza? Eh sì, eccola qua adesso. Qua ogni giorno passa un'ambulanza, minimo 3-4 volte al giorno. Secondo me più di una pure. Come potete vedere ragazzi proprio si è fermata, eccola qua, è giunta a destinazione lui. Come potete vedere ragazzi oggi bellissima giornata. Stamattina Salerno sulla lungomare era pieno. Peccato non aver avuto un po' di tempo in più per fare una diretta, ma già stavano incominciando, certi bus venivano da dove era Massa Ferrara, sì erano. La targa era di là. Proprio una giornata proprio spettacolare. Sì, stavano proprio alla lungomare, un pullman fermo davanti allo 089, stava proprio fermo là, un casino di gente, erano tutti ragazzi poi alla fine, qualche grande, però tutti ragazzini proprio ci stavano proprio dove sta lo 089, il bar, prima, diciamo, prima del comune. Quindi oggi ragazzi, giornata davvero spettacolare. Avvocato, guarda qua, secondo te non è giorno di andare a mare? Dimmi. Guarda qua, Tu dici che io sono sempre esagerata, sì, sì. Guarda qua, va. I palazzi proprio sono, come vedi, il sole dappertutto. Guarda, non c'è una nuvola, una mezza nuvola. Qua, vedi qua, neanche i palombi, vedi, come li chiami tu? I palombi non ci sono, guarda. Talmente che fa caldo che si sono nascosti. Di solito su questo palazzo qua ci stanno i palombi. Neanche i palombi ci stanno oggi. Secondo me si nascondono qua sotto che qui si sta fresco. Ma di qua. Guarda, avvocato, guarda, non è che dici, beh, tu te ne inventi, sei esagerato. Io peccato perché sta a Salerno avevo da fare, se no ti facevo vedere che ci stava a Salerno di gente e della gente che stava a mare. Peccato che ho fatto il corri corri. Ciao, buon pranzo pure a te, vabbè. Quindi ho fatto il corri corri, se no ti facevo vedere che ci stavo pieno, tutte a mezze maniche, a pantaloncini, poi non è che stavano vestiti, sa? Stavano proprio vestiti tipo estate. Ma pure io sono sceso con pantaloncino e maglietta e le scarpette da ginnastica, non è che sono sceso con pantalone, no, no. No, ma figurati, avvocato. È perché qua davvero mi pare che stiamo in Africa come a Jasmine che sta in Sicilia, là. Che dice che in Sicilia non piove mai. E tiene ragione, guarda qua a Salerno, è lo stesso.
Troppo, qua io e Francesco siamo condannati a stare a mare. Ma Francesco, se non sta lavorando, chissà che parte di Napoli sta bello a mangiare oppure a farsi bagno. Guarda che esagerata proprio. Pazzesco, guarda, una cosa esagerata. Ieri era così e oggi è pure così. Te l'ho detto, se domani è così, io domenica vado a mare, faccio la diretta in acqua, ti giuro. Tanto questo cellulare so che è impermeabile. E non lo so, ti dico una bugia, non ho domandato se lavora la moglie oppure no. Guarda, proprio. Se vedevi il mare stamattina e la lungomare com'era bella. Altro che questo non è nulla a guardare così questo. Diciamo che qua stiamo un po' sopra. Diciamo dove sta il mare là. Francesco fa lo scapolo, va a destra e a sinistra, da solo si diverte. Sì, sì, guarda, non ci sta nulla, tutto fermo, va. In strada nessuno. Vedi? Tutto fermo. Vabbè, qua sì, è normale, se scendi a Salerno ci sta il caos. Anche perciò tutti quanti preferiscono stare un po' distanti dal centro di Salerno perché, credimi, è un casino lì. No, no, qua no, no, ancora no. No, no, perché il mio amico, quello che ti ho mandato le foto l'altra volta, ti ricordi, sta andando ancora a pescare, quindi no. In effetti sono ritornati quelli amici che fanno la tonnara, in effetti quelli che vanno a fare la pesca dei tonni, e lì ci sta il fermo, là sì. La pesca del tonno sì, ora ci sta il fermo proprio. Quindi adesso sono tornati da, diciamo. Ma loro fanno 2 o 3 mesi, al finale poi devono pescare pesato in effetti adesso. Non è più come una volta, adesso pescata la quantità tu devi, c'è diciamo un ufficiale a bordo, no? Che quello pure io ho fatto anche questo mestiere. Adesso è cambiato, prima potevi pescare per 3 mesi quello che volevi. Adesso ci sta un ufficiale che sale a bordo e quando hai fatto diciamo, la pescata tot chini, tot quintali, devi fermarti e andare via. Quindi se per caso in una giornata tu prendi tutti i tonni che ti toccano pescare, te ne puoi pure andare. Quindi prima durava 2 o 3 mesi, adesso può durare pure una settimana, 10 giorni. Poi dipende da quanto riesci a pescare, capisci? E adesso ci stai fermo, quindi adesso tutti quanti hanno fatto la pescata giusta e quindi adesso stai fermo biologico per della pesca per il tonno. Quindi adesso andare a pescare i tonni è vietato in tutte le acque. Ma un po' dappertutto, le coste della Grecia, un po' dappertutto, non è che stanno quasi in effetti dalla Grecia, Albania, da queste parti qui in effetti, dopo la Sicilia li vanno a pescare, andavamo noi, dalla Sicilia in giù. Poi sai che cos'è il casino che succedeva? Che arrivavano anche le navi cinesi, sai, e loro cosa facevano? Adesso non si può fare più. Compravano i tonni vivi, non morti, capisci? Volevano che quando tu li pescavi glieli vendevi vivi perché li portavano in Giappone e in Cina e li mettevano loro a fare la riproduzione, capisci? Quindi adesso ci sta un ufficiale proprio della Marina Militare che sta sulla barca insieme a te. Quindi ogni giorno che salpi ci sta l'ufficiale con te fino alla fine della pesca e poi te ne deve andare, diciamo. Sì, i tonni cinesi e i giapponesi li compravano vivi e se li portavano vivi con le gabbie. In effetti venivano pescati e messi nelle gabbie e poi li portavano nel mare in Giappone, quindi lì facevano la riproduzione e capi, cercavano di fare anche loro il torno, diciamo, come sempre cercano di copiarci. Eh sì, sì, comunque facevano penso riproduzione fatta da loro, quindi però adesso sì, là il mare è inquinatissimo, a parte Fukushima là è proprio un casino. Però
venivano qua, aspettavano che le barche prendevano i tonni e poi salivano sulla nave e dicevano io con tutti questi tonni ti do tanto, capisci? Pagavano bene. E allora giustamente le persone vendevano i tonni che se ne importavano se erano vivi, se erano morti. E questi se li portavano, pagavano bene, sì sì. Pagavano molto di più di quello che tu riuscivi a venderli poi se li portavi qua in Italia. Quindi è capace che andavi lì, se tu dovevi prendere 50.000 euro in Italia, quello ti offriva 100.000, capisci? Quindi loro offrivano sempre il doppio. Quindi se in Italia loro la vendita sarebbe fruttata, che ne so, 1 milione di euro, loro avrebbero pagato 2. Loro quello hanno sta forza dei soldi, forse chissà soldi sporchi, chissà da dove vengono e comprano. Sì, sì, pure il pesce spada, sì, sì, tutto quello che pescavano loro portavano vivo nel loro paese, diciamo in Giappone, quindi loro avevano delle gabbie a maglie strette e a maglie larghe, quindi nelle maglie strette mettevano i pesci normali e nelle maglie larghe i tonni. Quindi erano ben organizzati, ma non erano navi, quelle erano tipo delle cose immense, tipo navi carico merce, che nei bordi della nave avevano tutte reti di metallo forte dove mettevano tonni e pesci e andavano di nuovo in Giappone con la nave. Dove poi là, nelle gabbie ancora più grandi di quelle, facevano la riproduzione di questi pesce spada, tonni e delle altre specie che avevano comprato qua in Italia, diciamo vicino alle coste della Grecia, diciamo dopo la Sicilia. In effetti i tonni dopo la Sicilia, dalla Sicilia alla Grecia, questo è il tratto dove ci stanno molto di più. Vabbè, avvocato, ti saluto, ci sentiamo più tardi, adesso vado veramente a riposare un pochino, poi ci sentiamo dopo. Un saluto, ciao. Ciao a tutti ragazzi.